30.000 persone hanno manifestato a Venezia a difesa della sanità pubblica, denunciando tra l'altro la lunghezza delle liste d'attesa, la scarsità di personale ed il pericolo di doversi curare dai privati. Dopo lo stop del Consiglio di Stato sul luogo di culto islamico in via Piave, il sindaco Brugnaro appoggia la realizzazione di un centro di preghiera in via Giustizia, nell'ex segheria Rosso. 2 anziani coniugi, entrambi cardiopatici, attendono l'attivazione del gas per potersi trasferire nel nuovo appartamento Ater. Da 6 mesi sono ancora bloccati nel vecchio alloggio, costretti a dormire per terra. La differenza di genere di reddito in Veneto esiste anche per le partite IVA non ordinistiche. Uno studio della Commissione Pari Opportunità ha certificato che le donne guadagnano 7.000 euro in meno degli uomini. Dopo 6 anni l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci torna ad essere visibile alle gallerie dell'Accademia, l'ultima esposizione nel 2019 nel Museo del Louvre. Oltre 100.000 persone sulla spiaggia di Jesolo per la seconda giornata del Festival degli Aquiloni. Sport, calcio, domani il Venezia scende in campo a Lecce per la prima di 3 partite che saranno decisive per il futuro del campionato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Circa 3.000 persone hanno manifestato questa mattina a Venezia in difesa della sanità pubblica. Io credo che la qualità politica di questa manifestazione abbia evidenziato che in Veneto urge un progetto di lungo raggio. Quella che si è levata anche da Venezia è la richiesta di un cambio di passo deciso e immediato alle politiche sanitarie di questa nazione e di questa regione. Un settore, quello della sanità, troppo a lungo trascurato, sostengono i manifestanti, mentre l'emergenza cresceva fino a portare i problemi e la mancanza di servizi ad un punto di insostenibilità per i cittadini. Purtroppo le cose non vanno bene, anzi assistiamo a continui tagli, a continue difficoltà rispetto al personale che è molto carente, che è messo in difficoltà nei turni, nei carichi di lavoro, nelle pressioni. La Regione sta dimostrando sensibilità su questo tema? No, è questo quello che fa male. C'è un tema, per esempio, la riorganizzazione dei servizi sul territorio tramite gli ambiti territoriali sociali, gli ATS. Abbiamo fatto la legge nel 2024 e ancora bisognerebbe che partissero proprio in questo mese, e i sindaci stanno cercando di capire come riorganizzare questi ambiti territoriali. Prima degli interventi di fronte al piazzale della stazione ferroviaria, il corteo, composto da associazioni e comitati di tutto il Veneto, percorre le fondamenta che dividono questo tratto di Canal Grande tra Santa Croce e Cannareggio. Il tradimento di questi anni, sostengono, può essere calcolato valutando quanto sia stato disatteso l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Se noi non abbiamo una salute per tutti, non c'è né equità né uguaglianza. Se tu devi fare una risonanza perché hai male a una spalla, devi aspettare mesi, come fai? Io ho prenotato la cataratta nel 2023 e me l'hanno fatta una settimana fa. Sempre più persone devono ricorrere alla sanità privata perché non hanno la possibilità di avere visite ed esami in tempi utili. Poi là appaiono diversi riferimenti a Marco Cavallo, la scultura in legno e cartapesta divenuta negli anni 70 icona della legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi. La manifestazione infatti dedicata in particolare alla salute mentale. La Regione sta facendo troppo poco, sta spostando troppo verso il privato e sta facendo aspettare tutte le persone che soffrono di disturbi mentali con liste d'attesa troppo lunghe, con servizi che sono insufficienti, con formazione per il personale che è insufficiente. Siamo tra le ultime regioni per spesa sanitaria sulla salute mentale e questo è il tema. Se noi non mettiamo i fondi è ovvio che i servizi per la salute mentale non sono adeguati al momento storico in cui siamo. Un videomessaggio di ringraziamento all'ospedale Cafoncello di Treviso da parte del marito Nicola Carraro di Mara Venier, la popolare conduttrice veneziana. Curato dall'equipe medica appunto di Treviso, l'83enne è tornato a camminare dopo 5 mesi in carrozzina. È stato 5 mesi e adesso? Sorpresa, 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 mi alzo in piedi e cammino, poi mi rigiro
Ne aveva parlato, seppur poco, attraverso i suoi canali social. Nicola Carraro, 83 anni, marito della veneziana Mara Venier, da tempo convive con gravi problemi alla schiena. Aveva raccontato fosse una combinazione tra ernia al disco e polmoni. Le visite, la fisioterapia, qualche miglioramento, ma le condizioni di Carraro venivano definite irrisolvibili. Poi la sorpresa è arrivata con un ringraziamento all'equipe medica della neuroradiologia interventistica spinale del Cafoncello di Treviso. Io ho avuto la fortuna, un po' casuale, di imbattermi nel professor Altin Staffa, che sta a Treviso in un ospedale meraviglioso, si chiama Cafoncello, e per una serie assolutamente stravagante di circostanze mi sono trovato da questo professore che ha inquadrato il mio problema e me l'ha risolto, almeno per ora, sono quasi certo, nel giro di 10 minuti. Dal Padovano, dove sta svolgendo la riabilitazione, il video ringraziamento alle eccellenze ospedaliere del Sistema Sanitario Nazionale. Eccoci qua, allora siamo nella ridente Abano Terme e devo dire che è successa una cosa stranissima, perché sono stato 5 mesi così, senza potermi alzare, con dei dolori forti ogni volta che mi alzavo. Poi la vita è strana, perché noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere. Il plauso anche dal presidente della regione Zaia, che ha personalmente sentito Mara Venier. Cammino, quindi cosa è stato? Miracolo? No, non è stato un miracolo, sono state le eccellenze ospedaliere del nostro paese. Viva Treviso, molto bene, grazie. 3 DASPO di durata compresa tra 1 e 2 anni sono stati adottati dalla Questura di Venezia per 3 tifosi locali responsabili dell'accensione di fumogeni durante le partite Venezia-Verona e Mestre-Treviso. Disposti anche fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Caorle per 2 e 4 anni, invece per 2 persone con precedenti reati contro il patrimonio, e di 1 anno dal comune di Venezia per un uomo sorpreso a spacciare in centro storico. Dopo lo stop del Consiglio di Stato sul luogo di culto islamico in via Piave, il sindaco Brugnaro appoggia la realizzazione di un centro di preghiera in via della Giustizia presso l'ex segheria Rosso. La sentenza del Consiglio di Stato conferma che il Comune ha operato bene per salvaguardare le norme urbanistiche e di civiltà della nostra città. Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l'uso dell'ex supermercato di via Piave come luogo di preghiera, rafforzando la necessità di un centro stabile per i fedeli islamici a Mestre. Non è pensabile che chiunque si possa alzare la mattina, prendere in affitto un negozio e trasformarlo in un centro di culto per centinaia di persone. Servono delle regole che devono valere per tutti, islamici, cristiani, buddisti, qualsiasi sia la nazionalità e qualsiasi sia la religione. Il sindaco Luigi Brugnaro, per nulla sorpreso, ha deciso di sostenere il progetto di una moschea in via Giustizia presso l'ex segheria Rosso, un'area ritenuta più idonea dall'amministrazione. La struttura, che potrebbe essere ristrutturata senza cupole, garantirebbe tranquillità e riqualificherebbe uno stabile abbandonato grazie a fondi privati. L'assessore Venturini comunque vuole chiarire. Non è un tema di razzismo, è un tema di buon senso. Le nostre città sono basate su delle regole che devono essere rispettate, perché i diritti dell'uno non possono andare sopra i diritti dell'altro. Una coppia di coniugi anziani, entrambi cardiopatici, attende l'attivazione del gas per potersi trasferire nel nuovo appartamento, ma sono ancora bloccati nel vecchio alloggio, costretti a dormire a terra. Sono case ATER. Sentiamo. Aspettavamo una casa dal comune che ce l'hanno concessa tramite i medici, va bene, però è da oltre 6 mesi che non possiamo abitarci dentro perché purtroppo non si apre il gas. Il 79enne Luigi Frati vive con la moglie Adriana, la figlia e la nipote in via Camporese, al secondo piano di questo palazzo nel quartiere Pertini. A causa di problemi di salute ha richiesto un appartamento dell'Ater al piano terra che gli è stato assegnato nello stesso
stesso quartiere a poca distanza. Adesso ti faccio vedere l'appartamento che mi hanno assegnato, è sempre nella stessa via, al numero 57. Nonostante la nuova assegnazione, Luigi e sua moglie, entrambi affetti da patologie cardiache, non hanno potuto trasferirsi nel nuovo alloggio assegnato lo scorso ottobre, poiché l'allacciamento del gas non è ancora stato attivato. Abbiamo tutti i mobili di là. Tutte le camere, però non abbiamo la cucina perché non possiamo adoperarla. Il problema del gas è un problema grossissimo, è impensabile una cosa del genere. Non possiamo abitare perché non c'è né riscaldamento, né acqua calda, né da far da mangiare, quindi come si fa? Fin dall'inizio avevano avviato il trasloco delle camere e di altri armadi, ma non potendo ancora trasferirsi nella nuova abitazione, la famiglia è costretta a dormire a terra nel vecchio appartamento in attesa di una soluzione al problema. Noi abbiamo fatto tutto l'inverno per terra, dormire per terra tutto l'inverno e non ne diamo fuori perché qui non aprono, non si capisce. Ci si appella alle istituzioni per alleviare le pene a questa famiglia. Purtroppo stiamo pagando sia che di qua sia che di là. Questo è il problema. Anche l'appello che vuole fare? L'appello è quello che vorrei assolutamente avere il gas di là perché è giusto che io vada a abitare sull'appartamento che mi hanno consegnato. Lutto al Lido di Venezia nel borgo di Malamocco. È morto questa mattina all'età di 75 anni Renato Tiso, storico presidente del comitato festeggiamenti Malamocco. Qui lo vediamo nella foto con il patriarca di Venezia in occasione della storica processione della Madonna di Marina. I funerali di Renato Tiso saranno celebrati alle 11 di mercoledì nella chiesa di Santa Maria Assunta a Malamocco. Operaio di Conegliano e figura di riferimento per l'associazione Mattia Battistetti, Zanella assume la leadership regionale di Rifondazione Comunista, segnando un nuovo corso per il partito. Contro l'economia di guerra, per la pace e per la lotta ai cambiamenti climatici, con questo slogan si è aperto il 12° congresso regionale del Partito della Rifondazione Comunista a Mestre, ma al centro del dibattito anche l'economia e i dazi doganali imposti dagli Stati Uniti. C'è un'unica risposta possibile, doveva già essere data prima, quella di aumentare i consumi interni, di sostenere l'economia del nostro Paese attraverso il dovuto innalzamento dei salari e delle pensioni. Forti critiche sono state fatte anche riguardo al nuovo DDL sicurezza giudicato incostituzionale. Durante l'evento è stato annunciato il cambio di leadership. Paolo Benvenu ha lasciato il ruolo di segretario regionale passando il testimone a Gabriele Zanella, 45 anni, operaio di Conegliano. Zanella è anche un punto di riferimento per l'associazione Mattia Battistetti, il giovane montebellunese tragicamente scomparso in un cantiere della città. Per fermare questa strage ovviamente servono controlli, servono sanzioni, servono pene, serve anche una visione assolutamente diversa del lavoro, che tolga il lavoro dalla precarietà, dalla subalternità nella quale progressivamente si è trovato nel corso degli ultimi 30 anni. Quindi pieno appoggio ai referendum della CGIL per provare anche a invertire questo tipo di rotta. In vista delle prossime elezioni è stato dichiarato che non ci sarà più una corsa solitaria come alle regionali del 2020 in Veneto, ma si valuteranno possibili alleanze tra gli ospiti del congresso, la CGIL, Sinistra Italiana, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ed Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. La differenza di genere e di reddito in Veneto esiste anche per le partite IVA non ordinistiche. Attività scientifiche, manufatturiere, finanziarie, artistiche e sportive e ancora servizi di alloggio e ristorazione, commercio, noleggio, comunicazione. Sono i settori di occupazione dei liberi professionisti non ordinistici. In meno di un decennio le lavoratrici venete con partite IVA senza albo e senza ordine si sono quasi raddoppiate, un esercito che supera le 20.000 unità. E anche in questo settore i dati relativi al reddito pro capite confermano una differenza rispetto agli uomini di ben 7.000 euro annui in
meno. Secondo me non viene riconosciuta la capacità delle donne, ovviamente la loro professionalità, alta professionalità. Abbiamo sentito che queste donne hanno minimo 2 master e proprio poi c'è una mentalità che prevede, diciamo così, che la figura maschile sia più capace, abbia più capacità contrattuale. La ricerca su questo segmento del mercato del lavoro voluta dalla Commissione regionale Pari Opportunità del Veneto è propedeutico alle risposte che la Regione intende offrire. Stiamo mettendo in campo non solo diversi corsi di formazione, infatti ogni anno la Regione del Veneto investe 100 milioni di euro in questo e quindi in qualche modo non solo andando a fortificare quelle che sono le competenze delle donne, ma anche andando a identificarne alcune nuove che possono rispondere in modo più efficace a quelle che sono le nuove sfide del mercato del lavoro. C'è poi un fattore non da poco. Nelle famiglie le donne rimangono principalmente coloro che si prendono cura di figli anziani. Probabilmente bisognerebbe rafforzare quei servizi pubblici che permettono di sgravare in parte questo peso. Questo è un obiettivo che tutte le istituzioni devono prefiggersi a partire dal contesto nazionale. È chiaro però che deve cambiare ancora la mentalità e l'approccio culturale, perché se ancora oggi pensiamo che sia normale che la responsabilità prevalente del carico familiare ricada sulla donna, capiamo appunto che c'è un grosso lavoro dal punto di vista culturale da fare. Continua a tenere banco la vicenda di Alberto Trentini in carcere a Caracas. Dallo scorso 15 di novembre si mobilita anche l'Ordine di Malta. Alberto Trentini non è solo. Dai volontari di varie parti del mondo si moltiplicano gli appelli per un rapido, per quanto possibile, rientro a casa del cooperante italiano 45enne originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere a Caracas dal 15 novembre 2024. Tra le voci autorevoli che si levano per una sua liberazione, anche quella del maggiore Nicola Falconi, dell'Ordine di Malta. Alberto Trentini è un ottimo ragazzo, un ottimo veneziano che da se stesso per fare il volontariato, la cooperazione. Ho notato che vi è un cambiamento di atteggiamento verso i cooperanti, verso i civili che aiutano oggi da parte di certi governi, di certi gruppi di potere. La cooperazione è vista molto peggio che una volta e quindi oggi i cooperanti corrono dei rischi, come anche in questo caso, di diventare ostaggio, di essere feriti, di essere uccisi, di essere oggetto di un ricatto. Falconi, che ha partecipato a varie missioni in Ucraina in tempo di guerra, rimane ottimista e fiducioso nell'operato del nostro governo e per la liberazione di Trentini. Speriamo che Alberto possa tornare presto libero. Il governo italiano è uno dei governi più attivi nel riscattare, nel cercare di ritrovare, di riportare a casa le persone. Alle gallerie dell'Accademia di Venezia la raccolta di opere che indaga sulla concezione del gruppo umano, tra queste anche il celebre capolavoro di Leonardo da Vinci, l'uomo vitruviano. Dopo 6 anni l'uomo vitruviano, simbolo dell'arte rinascimentale, torna ad essere visibile al pubblico con grande entusiasmo degli appassionati. Per motivi conservativi l'ultima esposizione risale al 2019 nel Museo del Louvre. Il celebre capolavoro di Leonardo da Vinci viene esposto alla galleria dell'Accademia in occasione della mostra Corpi moderni, disegni, dipinti e sculture dalle più prestigiose raccolte internazionali e nazionali. 89 opere, alcune presentate per la prima volta in Italia. L'uomo vitruviano, tra le icone dell'intero patrimonio culturale mondiale, viene per la prima volta messo in relazione con disegni straordinari sul corpo umano. Il percorso è suddiviso in 3 grandi settori: anatomia, desiderio e persona, e propone un'affascinante indagine sulla concezione del corpo umano che si afferma nella Venezia del Rinascimento, periodo che segna un punto di svolta in cui il corpo non è più solo una realtà biologica, ma una costruzione culturale, un elemento plasmato dalla scienza, dall'arte e dalle convenzioni sociali. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 27 luglio. Torniamo al Lido di Venezia ora. Come vediamo nelle immagini che ci ha inviato il fotografo Riccardo Reuter Rigoni, nostro telespettatore dal Lido appunto, una vasta fioritura di alghe diatomee è affiorata questa mattina in laguna davanti al Lido e all'isola del Lazzaretto, sul lungolaguna davanti a Riva Corinto. Nessun allarme inquinamento, in quel punto vi è una zona spartiacque che in determinate condizioni di marea porta a galla centinaia
centinaia di alghe tali da formare una vasta chiazza come quella appunto che si vede quest'oggi. Ed ora andiamo a Jesolo, dove oltre 100.000 persone oggi si sono riversate sulla spiaggia per la seconda giornata del Festival degli Aquiloni. Una splendida giornata di sole, il giusto vento, e la spiaggia di Jesolo si trasforma nella più bella palestra di aquiloni naturale per la 3 giorni di Jesolo Beach and Kite Festival, manifestazione internazionale la più grande d'Italia, con oltre 200 piloti da tutto il mondo. Quest'anno parliamo di 2 chilometri di arenile interessato nella zona centrale di Jesolo, 200 aquilonisti da tutto il mondo, da 15 paesi, campioni francesi, campioni neozelandesi, 1000 aquiloni, davvero 3 giorni fantastici, 100.000 persone oggi in città, ne attendiamo altrettante domani, lunghe code, davvero bellissimo, famiglie, colori, un'immagine di Jesolo che vogliamo dare e che vogliamo sia l'avvio della stagione. Il cielo di Jesolo si è colorato di bellissimi aquiloni, alcune vere e proprie creazioni artistiche, impegnate in spettacolari evoluzioni. Oggi abbiamo la fortuna anche di avere il vento che ci aiuta e davvero penso che una cosa del genere difficilmente si sia vista a livello mondiale in altri festival, davvero in pochi altri festival, quindi siamo davvero fortunati oggi. Spettacolo assicurato nella spiaggia gremita di gente, ma anche nei diversi eventi collaterali dedicati ai grandi e ai bambini. Poi abbiamo all'interno dell'arena centrale, dove ci sono le esibizioni degli aquiloni acrobatici, i campioni del mondo in carica di volo acrobatico in coppia e anche in singolo, oltre che poi ai campioni europei e nazionali. Penso veramente un livello qui nell'arena centrale che difficilmente si può vedere in Italia. E in più abbiamo sempre i nostri bellissimi laboratori di aquiloni con i bambini. Oggi sono andato a vedere e ne avevano fatti quasi 1000. Sport calcio, domani il Venezia scende in campo a Lecce. Per il Venezia domenica alle 12:30 in campo a Lecce, nella 31esima giornata della Serie A, inizia un trittico che da qui a Pasqua determinerà in modo decisivo il futuro del proprio campionato e le rispettive chance di salvezza. Non è la partita, diciamo, come uno può definire della vita, è una partita importante. La prima, che è quella sempre più importante, di quelle poi che verranno a seguire. E credo che dobbiamo prepararla con l'intelligenza, con l'equilibrio, la capacità che ci saranno partite dentro la partita. E abbiamo lavorato tantissimo in questo senso e credo che dal punto di vista psicologico questa è una cosa molto importante. L'allenatore arancione-verde Eusebio Di Francesco non perde però la proverbiale calma. Tutti quanti noi dobbiamo fare quel qualcosa in più, compreso l'allenatore, per poter aiutare tutti quanti a cercare il gol nella maniera migliore. E questo passa solo attraverso gli allenamenti, la continuità e la convinzione di fare determinate cose. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo vi ricordo le previsioni del tempo con il nostro meteo. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per la giornata di domani dalle 6 alle 18 per vento forte. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.